Allora, siamo sempre con i nostri ospiti della LAV, tutela degli animali. Abbiamo visto diversi aspetti molto particolari. Commercio di specie esotiche, dottoressa. Quali sono intanto queste specie esotiche? Il commercio è ammesso, ma come, in che termini? La detenzione? Spieghiamo un po' quali sono le regole e anche i comportamenti da tenere. Perché poi voi sensibilizzate le persone al rispetto e alla conoscenza, quindi al rispetto. Cioè noi siamo contro qualsiasi commercio di specie esotica, nel senso che gli animali devono vivere nel loro ambiente e se vengono tolti dal loro ambiente e portati a vivere in modo innaturale e spesso anche con temperature, cioè anche i cibi, tutto completamente diversi, no? Cioè se noi prendiamo per esempio un elefante che viene messo in un circo, in uno zoo, cioè al nord, al freddo, ecco, oltretutto dove non si può muovere, quindi neanche scaldarsi camminando, eccetera, perché è in spazi molto ristretti, costretto a fare degli esercizi o delle cose, cioè, innaturali. Contro natura. Contro natura, perché una tigre che deve saltare in mezzo al fuoco quando è abituata a scappare dal fuoco, un elefante che deve mettersi sulla punta dello zoccolo con le gambe in alto, cioè, intanto per fargli fare quegli esercizi, spesso e volentieri, per non dire quasi sempre, vengono veramente maltrattati e puniti in modo molto crudele se non li fanno, no? Per cui sono costretti a imparare. Però adesso non ci sono più, sono pochissimi, cioè so che non ci sono più difatti grazie all'attività i circhi stanno per fortuna esaurendosi, no? Ma anche gli zoo eccetera, ma anche il privato che si prende un animale esotico, no? A parte i mafiosi eccetera che ci tengono ad avere tigri, leoni, pantere, cose del genere, perché è anche un atto di potenza verso gli altri, di intimidazione eccetera, no? Però anche chi si prende, che ne so, un suricato, un pappagallo, eccetera, ci sono l'iguana, cioè questi animali, no, per tenersi in casa, i serpenti, no? Cioè, si tengono in casa, dentro una teca, dentro una cosa, questi animali per bellezza, perché poi non li possono neanche accarezzare tante volte, no? Cioè, voglio dire, e quindi comunque li fanno vivere, per esempio, non so, il suricato è un animale sociale, abituato a vivere in un ambiente in cui ci sono delle gerarchie, in cui ci sono dei contatti proprio tra di loro. Con i propri simili, quindi soffre la solitudine, insomma. Soffre la solitudine e non solo la solitudine, proprio lì si snatura la vita, cioè è abituato ad avere dei comportamenti, a andare, non so, a cacciare assieme agli altri oppure a cercare il cibo, a tenersi i cuccioli. Per esempio ci sono animali che collaborano per allevare i cuccioli. No? Quindi non solo la mamma, ma ci sono... Quindi tenerlo in una situazione innaturale, anziché in un parco protetto, diventa... Cioè diventa una sofferenza non solo fisica, ma anche proprio psicologica. Cioè l'animale soffre e è costretto a fare cose contrarie alla sua natura. Ecco, riflettere su questo, ma forse chiedo anche a lei, come diceva la dottoressa, fare una sensibilizzazione partendo anche dai più giovani, un'educazione, conoscenza, divulgazione, perché in ogni realtà, in ogni cultura, in ogni paese ci sono sensibilità diverse, dovute anche ad abitudini diverse nei confronti delle specie animali, perché questo è un dato di fatto, no? Certamente sì. Solo da pochi mesi in Albania, dove c'è un'associazione simile alla LAV che è stata aiutata a nascere dalla LAV, solo da pochi mesi, dico, è vietato sparare
per strada i cani, quindi è chiaro, ci sono sensibilità molto diverse e situazioni molto diverse. Per quanto riguarda gli esotici, il concetto di base è un altro, cioè partiamo dal concetto che l'animale è un essere senziente, che ha dei sentimenti come i nostri e ha dei diritti come i nostri. E a questo punto l'animale non è una merce. Questo è il primo concetto. L'animale non è una merce. Quindi non si compra e non si vende, l'animale si ama. E amare un animale vuol dire rispettare ciò che quell'animale è. E se è un animale selvatico, non può vivere in una gabbia a casa nostra. Questo è il concetto di base. Quindi cosa vuol dire? Noi abbiamo un'altra cosa che diciamo, se tu ami gli animali non li mangi. E questo è un altro passo ulteriore che riguarda un problema serio che sono gli allevamenti intensivi, la cui compatibilità con l'ambiente è una compatibilità estremamente complicata per via dell'inquinamento, che un allevamento intensivo, avendo un rapporto non equilibrato tra numero di animali e territorio a disposizione, le deiezioni poi tendono ad inquinare le falde, eccetera. Per quanto riguarda l'uso delle risorse, parliamo di siccità. Per produrre un chilo di carne ci vogliono dai 13.000 ai 15.000 litri di acqua, mentre per produrre un chilo di Gran Turco ne bastano 900. Questo per dire che noi abbiamo un mondo che è limitato, con risorse limitate, e noi all'interno di questo ci permettiamo, di fronte a milioni di persone che soffrono la fame e bambini che muoiono di fame, di sottrarre alimenti che potrebbero essere utili per loro per darli da mangiare ai nostri animali. È chiaro che sono delle priorità abbastanza rovesciate. Mi ricordavo all'inizio, quando eravamo in piazza, che ci dicevano: voi vi preoccupate degli animali e non vi preoccupate della fame nel mondo dei bambini. È esattamente così, comprendendo che siamo un unico mondo nel quale dobbiamo vivere tutti e tutti quanti hanno i diritti. Allora si scopre che difendere gli animali e far sì che gli animali non siano una merce e non siano un cibo se non in maniera indispensabile, poi garantisce anche chi nel mondo soffre la fame, chi muore, eccetera, eccetera. Queste campagne di sensibilizzazione, eccetera, sono diciamo, perpetrate da parte vostra solo qui in Italia o anche in Europa o in altri paesi? No, noi facciamo parte di una rete internazionale, perché alcune cose che abbiamo ottenuto, tipo il divieto di commercio degli esotici, tipo il riconoscimento nel Trattato di Lisbona degli animali come esseri senzienti, la campagna che stiamo facendo adesso contro l'allevamento nelle gabbie, cioè impedire che ci siano allevamenti dove gli animali debbano stare in gabbia. Quindi il nostro punto di riferimento, ricordo, è sempre: cambiamo le leggi, ovviamente in un contesto europeo dobbiamo intervenire a quel livello, e quindi quando ci si muove si ha sempre una rete di rapporti con altre associazioni animaliste di altri paesi che ci consentano poi a livello europeo di promuovere delle leggi. Chiaramente lì la situazione è molto più complicata e più difficile. Su certe cose l'Italia è già più avanti, e su questo allora c'è molto ancora da fare, insomma. Io sarei ben contento di starmene a casa che non ci fosse più niente da fare, ci mancherebbe. E le specie invece aliene invasive, anche questo è un altro problema che voi avete affrontato, perché... Guarda, c'è un esempio storico bellissimo, che è quello delle nutrie. Le nutrie nascono dal fatto che si facevano le pellicce di castorino, che si facevano con questo roditore del Sud America. A un certo punto le pellicce di castorino, ovviamente siamo diventati più ricchi, andavano quelle più pregiate, non vanno più. L'allevatore cosa fa? Apre le gabbie e noi 5, 10, 20, 30 anni dopo ci troviamo con la specie invasiva che sono le nutrie. E allora cosa scopriamo? Che le specie invasive sono comportamenti scorretti nostri nei confronti degli animali. Nel parco Colle Euganei, grazie all'intensa attività dei cacciatori, i cinghiali erano stati eradicati. Poi si è fatto il parco e dopo qualcuno ha cominciato
a reinserirli, perché se li reinseriamo, facciamo dei danni, possiamo sperare di riaprire anche quell'ambito lì, dove si possa sparare, cosa che hanno ottenuto esattamente adesso. Quindi le specie invasive molto spesso sono conseguenza di un comportamento imprudente, scorretto e delle volte anche un po' malvagio da parte degli uomini stessi. Però per contenere per contenerle, allora se noi ci diciamo le schioppettate, vabbè, se invece vogliamo ragionare, allora ci sono altri sistemi di contenimento. Allora, la disponibilità del cibo è un primo elemento. Per esempio, nei piccioni in città, va bene, non è crudeltà proibire di dargli da mangiare, è necessario. Loro si riproducono esattamente in base alla disponibilità di cibo che hanno. Noi mettiamo a disposizione meno cibo, ne controlliamo l'espansione della popolazione, cosa che non riuscivano a fare con le retate. Perché se tu fai le retate per prendere i colombi e poi tutti continuano a dargli da mangiare, questi si riproducono di nuovo. Lo stesso per quanto riguarda la caccia dei cinghiali. Anche lì ci sono sistemi di controllo, che sono quelli controllo del cibo e poi progetti di sterilizzazione. Però sembra che sia molto difficile questo. So che allora, se ci fossero cose facili, l'uva dei vigneti, si mangiano se ci fossero cose facili non staremmo a parlarne, però è chiaro che la cosa, quella che sembra facile, è anche la più stupida e la più pericolosa, perché mandare in giro gente col fucile a risolvere dei problemi, io lo eviterei, dopo non so. Certo. Allora, pensavo ci fossero delle situazioni, delle strategie in deroga proprio in virtù della pericolosità, diciamo così, di certi ecosistemi che si sono deviati dal loro ordine naturale delle cose. Se ci sono delle forze dell'ordine, dei professionisti specializzati tipo la forestale, le forze dell'ordine, che devono fare alcune azioni di contenimento, possiamo anche non essere d'accordo, ma ne riconosciamo la legittimità. Altra cosa è invece dire liberi tutti e siamo nel Far West e ognuno che ha un'arma può regolare la situazione. Questa è una cosa assolutamente intollerabile. Ma questo non penso che sia neanche ammissibile, perché sarebbe troppo pericoloso. Guardi, io cosa posso dirle? Purtroppo l'hanno scritta così. Dopo, adesso aspettiamo, anche noi, visto che l'hanno scritta in dicembre, aspettiamo l'applicazione. Ma per come è stata scritta è esattamente questa. Vedremo il discorso dei decreti attuativi, eccetera. Relativamente invece a un altro aspetto che avevo accennato anche con lei, la sensibilizzazione dei più piccoli. Voi avete fatto anche molte attività nelle scuole, no? Sì, e noi abbiamo fatto molte attività nelle scuole a partire dal 1997-98, anno scolastico 98-99, 99-2000. E praticamente abbiamo fatto 32 corsi di aggiornamenti per insegnanti che hanno avuto, siamo stati i primi proprio a portare nelle scuole proprio l'argomento della natura, degli animali, con questi corsi di aggiornamento. E grazie a questi siamo riusciti a ottenere per la prima volta in Italia un protocollo d'intesa con il Ministero alla Pubblica Istruzione, che poi è stato rinnovato ogni anno, proprio per poter fare attività nelle scuole. Che cosa siete riusciti a ottenere come risultato che vi ha anche gratificato? Allora, diciamo che ci sono due tipi di attività, quelle verso gli insegnanti e quelle verso gli alunni. Quella verso gli insegnanti è stato gratificante, addirittura quando è venuta a parlare la Margherita Hack e c'erano più di 400 persone al corso di aggiornamento. E abbiamo avuto dei relatori anche molto qualificati e abbiamo ottenuto proprio di preparare proprio i docenti, gli insegnanti a poter portare avanti degli argomenti che finora non erano mai stati trattati nella scuola. Per quello che riguarda invece gli alunni,
E ci sono delle soddisfazioni ancora maggiori, perché diciamo che soprattutto i bambini sono sensibilissimi a questa tematica, e cambiare proprio la mentalità dei bambini e dei giovani è la cosa più importante in assoluto, perché le persone adulte o anziane hanno già una loro mentalità e si possono capire, possono cambiare, ma restano un po', diciamo, legati a quelle che sono le loro abitudini. Certo. Per esempio, noi abbiamo visto che se noi facevamo la campagna contro le pellicce alle signore, si otteneva ben poco. Ma se il bambino che dice alla nonna o alla mamma no, tu non devi prendere la pelliccia perché fai male a un animale, quella non se la mette più. Cioè sì, come il bambino che aiuta i genitori o rimprovera i nonni se non fanno la raccolta differenziata, sì, no? Che sì, quindi colpisce. Ecco, anche quello, per esempio, i bambini, ma anche per esempio con i bambini stranieri, no, a scuola. Gli stranieri la raccolta differenziata proprio non la capivano, cioè non gli entrava dentro, era una cosa... Educando i bambini, che i bambini a casa dicono no papà e no mamma, non si fa così, hanno imparato anche loro, certo, perché ascoltano di più i figli che non, certo, che non noi che possiamo spiegargli, possiamo dargli materiale, libri, eccetera. Si cresce con una mentalità diversa, questo è molto importante. Abbiamo pochi minuti ancora, chiedo anche a lei, il discorso, lei ha accennato al discorso della carne, poi si parla proprio in questi giorni è sorta la questione delle farine di grillo, l'utilizzare carne cosiddetta sintetica, una grande campagna è stata fatta per avere informazioni nelle etichette in modo che le persone possano fare scelte consapevoli. Voi avete preso posizione anche a questo riguardo, vero? Sì, allora, guardi, la prima questione è: il consumatore intelligente cambia il mondo, perché chi vende ha poco interesse a sapere cosa vende, ha più interesse a sapere cosa guadagna, e si guadagna uguale a vendere un prodotto vegano e a vendere uno di prodotto animale. Quindi la consapevolezza, creare consapevolezza da parte del consumatore, questo porta a far sì che poi cambi tutto. Esempio semplicissimo: ormai non c'è più supermercato, per quanto spiegato sia, che non abbia un settore vegano, mentre 10-20 anni fa, neanche 20 anni fa neanche si sapeva cosa voleva dire vegano. Quindi la prima cosa è la consapevolezza delle persone e sapere che i nostri singoli gesti quotidiani sono quelli che fanno girare il mondo così, perché noi spesso cerchiamo il grande nemico esterno, la grande multinazionale, il leviatano da abbattere, e dopo invece quello da abbattere è il nostro comportamento quotidiano, le nostre abitudini, ridiscutere le nostre abitudini, mettere in discussione quello che facciamo e ragionarci sopra. Una delle possibilità per poterci ragionare sopra è quella di avere delle informazioni corrette, quindi assolutamente etichette trasparenti, semplici da leggere, che possano consentire al consumatore di sapere cosa sta. Chiaramente, dopo ci vuole che a questo punto non ci sono più scuse. Quando ti ho informato, quando sei in grado di informarti, quando sai, allora se continui sei responsabile di quello che sta succedendo e non ce la possiamo più prendere appunto con i grandi cattivi, la pubblicità e questo e quello. Ti sono stati dati gli strumenti, devi saperli usare, però certamente etichette trasparenti, chiare, ognuno deve sapere esattamente e gli si deve anche spiegare, cioè non bastano delle sigle, perché delle volte ti fanno l'etichetta e devi decodificare una serie di sigle. Interpretare. Per esempio per le uova, lì si gioca sul lusco-brusco, cioè non vuol dire niente allevate a terra, tanto per capirci. Devono essere non solo allevate a terra ma anche all'aperto e quindi devono essere bio. E quindi c'è un codice particolare che se comincia per 0 va bene, se comincia per 1, per 2, per 3, allora bisogna sapere che non sono più uova derivanti da allevamenti dove è stato garantito un minimo di benessere all'animale, perché l'allevata a terra nei capannoni di allevamento intensivo è una roba orribile, insomma, quindi
Vedi, sono fattori di conoscenza. Sì, e ecco, per questo voglio dire, allora, trovare il codice e trovare sull'uovo scritto lo 0 può essere difficile. Se io scrivo bio, magari bello grosso, e in questo è ricompreso anche questa informazione, allora diventa più semplice. Quindi etichetta chiara e facilmente leggibile. E quindi anche chiarezza sotto tutti i profili, perché ci vuole anche grande onestà nei confronti delle persone che possano comprendere ed essere equamente informate. Siamo in chiusura, chiedo a lei qual è la prossima iniziativa che avete in serbo, dove vi state muovendo adesso in questo momento? In questo momento stiamo muovendoci proprio per cercare di far abolire o cambiare quel provvedimento sulla caccia. Che questa è la cosa più urgente. Sì, è la cosa, diciamo, più pressante in questo momento, no? Perché chiaramente poi stiamo seguendo anche tutti gli altri versanti. Sì, adesso è un periodo un po' particolare con il discorso delle festività, l'utilizzo l'agnello adesso esatto. Per la Pasqua chiaramente, no? Perché cioè è una crudeltà veramente per le condizioni in cui questi animali poi tra l'altro vengono proposti, tenuti e uccisi. Sì, ma poi questa strage... rituale, per esempio, è una roba che non se ne può più. Ecco, qui per un altro capitolo che bisognerebbe appunto spiegarlo, ma forse dovremmo dedicare un'altra puntata anche per questo. Allora, intanto io vi ringrazio, il tempo è letteralmente volato. Grazie a Silvana Parisotto, responsabile LAV, fondatrice del LAV Padova, grazie a lei e formatrice tra l'altro. Grazie anche a Roberto Callegaro, sempre responsabile provinciale della LAV. Grazie ai nostri ospiti, voi ci avete seguito, però la puntata assolutamente non finisce qui, abbiamo altre interviste con altri interlocutori nel corso della nostra serata. Vi lascio la pubblicità, buon proseguimento, a tra poco.